Ciao ragazze, buongiorno! Mi trovo nella mia craft room, che è un grande casino. Oggi vorrei spacchettare con voi il primo pacco inviatomi da una delle Creative Mami che parteciperanno al nostro tour europeo. Un piccolo indizio, vediamo un po' chi li riconosce. Questo è il genere di... Forza, dai, è facilissimo, io lo so che lo sapete, è super conosciuta su Instagram, il suo nome inizia per L. È Laura Zavagli di Dolce Legno. Questi li ha realizzati per me e per la mia cucciola, sono 2 portachiavi a forma di pesce. Eh sì, perché quest'anno il nostro tour è dedicato a Moms for the Ocean. Moms for the Ocean è il nuovo progetto di Creative Mami dedicato proprio alla salvaguardia dei nostri oceani. Iniziamo adesso a portarlo in tour in Europa, ma presto vi spiegherò meglio il senso di questo progetto davvero importante, perché noi mamme tutte insieme possiamo veramente fare tanto e di più per sensibilizzare e aiutare i nostri mari che hanno veramente tanto bisogno di noi. Allora, state lì perché adesso vado a prendere questo pacco e vi faccio vedere che cosa contiene in anteprima. Il pacco è gigantesco. Avete visto, il pacco è immenso, non riesco a portarlo qui su di sopra nella mia craft room, per cui lo spacchettiamo a poco, vi faccio vedere che cosa contiene. Come sapete, Laura è bravissima a lavorare il legno. Allora, vediamo che cosa contiene il primo pacchetto. Ditemi che non è una favola, guardate. Meraviglioso e dolcissimo. Poi ancora abbiamo una balenottera col suo cucciolo, con tanto di bandana. È un'anteprima, eh? E poi ancora questa meraviglia. Allora, metteteli vicino al mio viso, guardate quanto sono grandi. Vado a prendere adesso i 2 pezzi forte, perché questi poi saranno un po' le mascotte del nostro progetto, dedicato anche e soprattutto ai nostri bambini. La prossima è pesantissima, perché praticamente diciamo che mi arriva quasi alla vita. Adesso vi farò vedere chi è. Non ha ancora un nome, dobbiamo trovarlo, però nei prossimi giorni secondo me salterà fuori. Allora, ce la posso fare? Da-da! Guardate che meraviglia! Favolosa, vero? Una pupetta che gioca sulla spiaggia. E adesso arriva anche l'altro pupotto pesantissimo. Ed eccolo qui, perché accanto alla femminuccia c'è anche il maschietto. Guardate. È grandissimo, è bellissimo, c'è solo da impazzire a vederlo. Guardate. La cosa che mi sorprende è davvero con quanta abilità siano stati realizzati questi bellissimi bimbi e pesciolini. Dovete sapere che Laura utilizza tantissimo i materiali di recupero, quindi legni, scarti del legno, che poi trasforma in questa maniera bellissima e favolosa. Laura poi ci ha regalato questi 2 pesciolini portachiave, guardate, sono quelli che vi ho fatto vedere all'inizio, uno dedicato a me e uno dedicato alla mia cucciola. Può darsi che diventeranno una nuova linea, non lo so. E poi ancora Laura ci ha mandato tante stelline in crochet, perché anche lei vuole partecipare all'installazione collettiva Un mondo di stelle marine. Quindi grazie Laura. Allora, adesso non mi resta che salutarvi. Vi passerete, insomma, qua avete passato qualche minuto insieme a me. Io vi aspetto domani perché stanno arrivando tutte le creazioni, sono davvero tantissime e bellissime, e vi do appuntamento al primo salone europeo che si terrà qui in Normandia, a Rouen, ok?
Subito dopo saremo a Liegi, la settimana dopo saremo a Liegi, poi saremo a Madrid e poi con l'anno nuovo ci vedrete a Mezza e nella finalissima a Bruxelles. Quindi appuntamento domani e buona giornata, ciao!